Due paesi vicinissimi, due grandi passioni, un'acerrima rivalità, una tribuna stracolma per un match mai come oggi decisivo. Il più cordiali ben ritrovati sugli schermi di Telearena Sport da un Pelaloca di Cerea, mai come oggi così gremito per il match che tutti aspettano da una stagione intera, il derbissimo tra le due capoliste del girone A del campionato di eccellenza, Cerea contro Legnago Salus. Le formazioni delle squadre: il Cerea padroni di casa allenati dall'ex mister Minozzi, gli altri ex sono Ghirigato e lo storico Guandalini presente l'anno scorso al centro dell'attacco del Legnago. Presumibilmente i Granata scenderanno in campo con un 4-2-3-1 con Passarini in porta, Bonfà dal corso, Pavan e Tanasa a formare il pacchetto difensivo, Ghirigato e Scicchitano playmaker di centrocampo, trequartisti Doardo e Valente con Guandalini a supporto del bomber Moretto. Il Legnago con uno schema che sembra all'apparenza speculare, con Ongarato in porta, Zampieri, Friggi, Lodi Rizzini e Brighenti in difesa, Buonocunto e Falsini playmaker bassi, Pauletto, Gasparato e AK i trequartisti con Trinchieri centravanti. L'allenatore ovviamente è mister Maschi. Partiti in questo preciso istante dal medico sociale del Cerea, intanto è a bordo campo, quindi si può ripartire. Ora c'è una grande ripartenza del Legnago, Gasparato, la sua velocità, Gasparato il destro e palla fuori di pochissimo, ha un po' di spazio, riesce a deludere l'intervento di Lodi Rizzini, appoggia sulla destra per la corrente Doardo, tiene il pallone in campo, vediamo il cross buono di Doardo, Moretto, l'anticipo, Guandalini e Tanasa che si incarica della battuta, si fa vedere Moretto a centro area, braccato da Friggi, appoggia bene per Valente, subito cross dentro, Guandalini a campanile Falsini, ancora la palla messa fuori, si lotta al limite dell'area, Moretto riesce a mantenere possesso della palla, che giocata di Ghirigato, fuori, palla bassa, ora cambio di gioco per Valente, Valente ha un po' di spazio, arriva Gasparato come un treno a chiuderlo, Valente rientra bene, prova il destro, Valente, fortissimo centrale del Cerea. Ora si lotta ancora di testa il duello, la palla perviene a Buonocunto dalla tre quarti, bella la palla per Trinchieri ma Pavan ancora benissimo, attenzione Falsini da fuori, molto bravo qui Passarini, serie di conclusioni da fuori da una parte e dall'altra, molto bravi entrambi i portieri. Ora attenzione perché Gasparato ha un po' di spazio, Tanasa ci sembra leggermente in difficoltà in questa prima metà del tempo, trova lo spazio sul fondo Gasparato, per il momento ha ragione, corner battuto da Pauletto in questo momento basso, mette fuori la difesa con Ghirigato nella fattispecie, ottimo l'aggancio di Gasparato, Gasparato, ancora Gasparato, la battuta, sono due uomini in barriera, Guandalini e Scicchitano. Friggi tenterà davvero, vediamo che parte la rincorsa, il tiro, parte una staffilata di pugno, la palla resta lì, AK tenta la finta di rientrare, sinistro ribattuto dal corso, ancora AK per il Legnago, AK arriva a rimorchio Brighenti, servito invece Pauletto che si destreggia molto bene in mezzo a due uomini, Pauletto, gran palla, Trinchieri e palla in rete, c'è il gol di Christian Martin Trinchieri, 18° centro in campionato, il gol di Trinchieri, l'azione comunque straordinaria di Pauletto, ha fatto quasi tutto Pauletto e si alza il grido Legnago, Legnago, la battuta intanto di Doardo, destro basso, la palla attraversa tutto lo specchio della porta, si perde di poco alla sinistra di Ongarato, alleggia in splendido stile, si appoggia su dal corso, applausi del pubblico di Legnago, Pauletto ha un po' di spazio, vediamo se prova il sinistro, sinistro deviato, Pozzani dalla grande carica agonistica che lo pervade quest'oggi, AK, la palla per Gasparato, finta la primo tiro, ancora in due tempi Pozzani, Valente, errore però di Dal Corso nella punizione, può ripartire Pauletto, va a servire Trinchieri e a raccogliere subito l'1-2, Pauletto, Pauletto sinistro e gol straordinario di Pauletto che va a mettere l'ipoteca sui 3 punti, Falsini in campo, esulta Maschi, vediamo che Pauletto va proprio dall'allenatore, anzi no, va a raccogliere l'abbraccio del numerosissimo pubblico legnaghese, davvero ci sentiamo di dire man of the match, il numero 10, autore del secondo gol, dello splendido assist del primo gol, ogni pallone toccato dal piccolo numero 10 si trasforma in oro.
termine della gara. La palla di Bonfà, ora a cercare Moretto di testa. Ongarato sulla riga di porta, si accartoccia e riesce a bloccare il pallone. Comprensibile che manchi lucidità agli uomini di mister Minozzi in questo finale. Attenzione ora K, l'appoggia all'indietro per Da Silva, sinistro! E il punteggio assume contorni umilianti per la squadra di casa. E anche Da Silva, piccolo neoentrato, va a raccogliere l'applauso e l'ovazione del pubblico del Legnago. C'è il fischio finale di Pillittieri e quindi dopo 94 minuti comunque di buon calcio il Legnago suggella il ritorno al primo posto solitario in classifica nel campionato di eccellenza Girone A con un roboante, è il caso di dirlo, 3-0 sul gremitissimo campo del Cerea. Grazie alle reti tutte nel secondo tempo, al 6° minuto di Trinchieri dopo splendida azione di Pauletto, dello stesso Pauletto dopo splendida azione con Trinchieri al 64esimo, e col gol nel finale a 3 minuti dal termine del piccolo neoentrato Da Silva. Per il momento è tutto dal Pelaloca di Cerea, ribadendo il punteggio: Cerea 0, Legnago 3, il più cordiale arrivederci col grande calcio di Telearena Sport da Emilio Ripari.